Da sabato Don Alessandro Damiano è vescovo coadiutore di Agrigento. Il saluto e la benedizione dei fedeli. Il ricordo della battagliera sindacalista della CGIL scomparsa ad Agrigento. Lascia il Movimento 5 Stelle, ci aveva detto il perché aveva scelto i grillini. L'Acragas vince la partita di Coppa Italia con il Casteltermini. Benvenuti su TVA Notizie. Sabato nella cattedrale di Agrigento c'è stata la consacrazione del nuovo vescovo di Agrigento Alessandro Damiano, il servizio di apertura di Arturo Cantella. La maestosità ma anche la precarietà di questa cattedrale dedicata a San Gerlando che oggi ci ospita ci sprona ad andare oltre il tempio materiale per amare la nostra chiesa locale con le sue bellezze e le sue fragilità, con i suoi santi e peccatori. Oggi davvero tutti sentiamoci chiamati a crescere nell'appartenenza alla Chiesa per costruire l'unità dello spirito nel vincolo della pace e dare alla nostra comunità diocesana un volto sempre più credibile e luminoso. Queste le parole pronunciate da Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore di Agrigento, alla fine della solenne celebrazione della sua ordinazione episcopale. Nella chiesa cattedrale, aperta sull'antistante piazza Don Minzoni, dove è stato montato uno schermo gigante, c'erano i fedeli di Trapani, diocesi di appartenenza del Nuovo Presule, e quelli di Agrigento, pur con le limitazioni dovute alle norme di contenimento del Covid-19. Presenti anche il presidente della regione Musumeci, la deputazione nazionale, i regionali, le autorità locali, i sindacati, le associazioni di categorie. A loro il neoarcivescovo, citando il suo motto Servare Unitem Spiritus, la Gaudium et Spes, ha augurato di essere solleciti nel mantenere l'unità dello spirito nel vincolo della pace, di potere tutti, comunità ecclesiali e istituzioni civili, essere solleciti nel costruire il vincolo della pace in vista di quel bene comune che consente e favorisca in tutti gli esseri umani, nelle famiglie e nelle associazioni, il conseguimento più pieno della loro perfezione. Già a ridosso della celebrazione di ordinazione episcopale, Monsignor Damiano aveva chiesto a chi collaborerà con lui e a se stesso attenzione alla realtà ecclesiale, a quella sociale e cura delle situazioni di povertà e di indigenza, parlando delle gioie e dei timori di chi si appresta a rispondere all'invito del Signore a seguirlo come vescovo della chiesa di Agrigento. Aveva detto: più di qualcuno, amici, ma anche sconosciuti, mi hanno chiesto perché non ho portato da subito la croce pettorale, che è una delle insegne episcopali. Io ho risposto che la croce che non si vede è certamente più pesante di quella che si porta attaccata al collo. Prima che la celebrazione si concludesse, il nuovo arcivescovo coadiutore di Agrigento, con le parole di San Gregorio Magno, ha detto: una cosa chiedo a tutti e a tutte: pregate voi per me, perché sia in grado di operare per voi come si conviene. Questo vi chiedo, una preghiera, perché posso operare per tutta la Chiesa e insieme alla comunità dei credenti, per tutta la famiglia umana, come si conviene e secondo i progetti di Dio. Servare unitatem spiritus. Solleciti nel mantenere l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Al termine di questa liturgia, sollecitato dalle parole di Paolo alla comunità di Efeso, mi rivolgo a ciascuno di voi che con la vostra presenza spontanea e affettuosa mi confortate nel desiderio di costruire l'unità operata dallo Spirito. Il mio primo pensiero va a Papa Francesco, visibile principio e fondamento dell'unità. Nell'assicurargli la nostra preghiera, lo ringraziamo per la sua parola forte e i suoi gesti profetici. Come questa chiesa agrigentina conserva viva la memoria per la sua visita a Lampedusa, dal canto mio custodirò nel cuore gli istanti dell'incontro personale avuto con lui. Saluto fraternamente lei, Eminenza Reverendissima, e i Vescovi di Sicilia. A voi, sin da adesso, esprimo la mia volontà di piena collaborazione a favore delle chiese della nostra regione, per la costruzione del corpo di Cristo, finché tutti giungiamo all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio.
Un particolare pensiero di gratitudine desidero indirizzare, oltre che a lei, carissimo Don Franco, ai vescovi coordinanti, Monsignor Pietro Maria Frangnelli e Monsignor Giuseppe Mani. Grazie per la paternità discreta e attenta con cui mi avete sostenuto e incoraggiato. La mia riconoscenza va alla Chiesa di Trapani, che mi ha accompagnato dal fonte battesimale all'altare di questa cattedrale. Grazie ai presbiteri e ai diaconi per la testimonianza e l'esperienza di Chiesa, vissuta ora nella gioia, ora nel dolore, sempre nella fede in un solo Signore, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti. Sono certo che conserverò la maternità della Chiesa di Trapani e la fraternità con il suo presbiterio. Ai presbiteri e ai diaconi di questa Chiesa di Agrigento, consapevole di come ciascuno di noi porti tesori in vasi di creta, consegno il mio impegno a costruire una comunione reciproca e aperta, libera e sincera. Il cammino che faremo, per un tratto ancora accompagnati dal Cardinale Montenegro, ci spinge a lavorare perché ciascuno di noi cresca nella conoscenza reciproca e sia testimone e artefice di quel progetto di comunione che può rendere credibile il volto della Chiesa. E nella cattedrale ritrovata la commozione del nuovo vescovo e un ricordo tanto caro ai fedeli. Quel muoversi e benedire in piazza Don Minzoni ci ha riportati indietro nel tempo a quel mese di maggio del 1993, quando Papa Giovanni Paolo II venne acclamato dalla folla lì, proprio in piazza Don Minzoni ad Agrigento. Ecco, forse l'unica differenza sta proprio qui, nella mancanza della folla. Nel 1993, nella stessa piazza, avevano preso posto soltanto i fedeli muniti di pass. Furono motivi di sicurezza a contenere il numero di persone. Sabato è stata invece l'emergenza sanitaria a ridurre a qualche centinaio il numero dei presenti che hanno seguito la cerimonia dal maxi schermo. Noi abbiamo seguito in diretta l'intera funzione, cogliendo attimi più belli della consacrazione episcopale. Abbiamo mostrato in diretta la commozione del nuovo pastore della chiesa di Agrigento. Abbiamo raccontato con le immagini la solennità dell'evento nella cattedrale ritrovata, un luogo che si è riusciti a riaprire perché la città ne avvertiva il bisogno. E sono le celebrazioni come quella di sabato che rendono ancora più bella la cattedrale dedicata al patrono San Gerlando. Adesso aspettiamo che Don Alessandro cominci piano piano a conoscere Agrigento. Siamo certi che Monsignor Montenegro lo avrà informato di cosa la città e i suoi quartieri hanno urgente bisogno e siamo certi che la sua voce, come quella di Don Franco, cercherà di smuovere le coscienze. Caterina Santamaria, il ricordo delle sue battaglie e da sindacalista della CGIL, sempre presente in prima linea. Lello Casesa. Saranno in tanti a commemorare la battagliera Caterina Santamaria, storica sindacalista della CGIL e protagonista di tantissime battaglie civili in Sicilia e soprattutto ad Agrigento, scomparsa all'età di 70 anni. Come non ricordarla per le sue battaglie sindacali per l'acqua, per i diritti civili e per il suo centro storico insieme ad Angelo Capodicasa, Lauricella, Martorana, Lillo Miccichedi, tanti personaggi del mondo della sinistra siciliana. Caterina ha messo tutto se stessa nella lotta politica e sindacale fin da ragazza, giovane militante del PC nella sua città d'origine Monforte San Giorgio in provincia di Messina. Una donna esile ed asciutta fisicamente ma un coraggio da pantera per le numerose battaglie civili, sociali e femminili. I diritti, le donne, l'emancipazione femminile, il progresso sono stati da sempre i suoi cavalli di battaglia ed anche il suo amato centro storico nella zona della via San Girolamo dove Caterina decise di vivere. Una grande perdita, dice la CGIL. Nata in provincia di Messina, giovanissima si era trasferita a Ragusa per lavorare nella segreteria della federazione del PC. A metà degli anni 70 arriva ad Agrigento per svolgere
svolgere il suo lavoro presso la CGIL con l'incarico di segretario confederale ricoperto fino alla pensione nel 2012, in prima fila nei cortei e nelle manifestazioni a favore dei diritti dei cittadini e dei bisognosi. Era stata segretaria generale della Funzione Pubblica e della Filcea, sindacato dei chimici. Donna di rara ed acuta intelligenza politica, scrive in una nota stampa la CGIL, esempio di impegno e passione politica totalizzante, una delle figure più importanti del movimento sindacale degli ultimi decenni. Con la sua morte scompare un pezzo importante della storia della CGIL e della sinistra agrigentina. Altra iniziativa a Porto Empedocle per ricordare i 95 anni della nascita di Andrea Camilleri. Arturo Cantella. Un omaggio allo scrittore empedoclino Andrea Camilleri. L'iniziativa si è svolta presso la Torre Carlo V nell'ambito delle celebrazioni per il 95esimo anniversario della nascita del maestro, organizzato dal Comune di Porto Empedocle in collaborazione con la Strada degli Scrittori. L'evento è stato coordinato dal giornalista Felice Cavallaro e ha visto la presenza del presidente Piero Grasso, di Giuseppina Torregrossa, scrittrice, di Marina Castiglione, docente universitaria, dell'attore Sebastiano Lomona, che ha letto anche dei testi, del sindaco Ido Carmina e di tante altre personalità, tra cui il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa. Io sono personalmente un'appassionata di Camilleri, ma da lungo tempo, quindi è un momento importante anche per me questa sera. Ci tenevo a partecipare perché io credo che questa terra debba moltissimo a Camilleri. Questa parte di Sicilia in particolare gli deve molto perché questa è una terra, come dire, fertile, e con Camilleri veramente questa fertilità è arrivata a livelli di conoscenza internazionale. Quindi credo che sia una bella iniziativa quella di stasera, un momento di cultura pura, ne abbiamo veramente tanto bisogno. È una giornata importante per Porto Empedocle perché la festa di San Calogero è il compleanno di Camilleri, che è nato proprio il giorno di San Calogero, e diceva anche lui che la levatrice nel momento in cui passava la processione aveva chiesto la protezione a San Calogero, quindi si chiama Andrea Calogero Camilleri. Per me è un onore, un piacere essere qui in questo giorno e ricordare una persona a cui sono stato legato da profonda amicizia, che ho frequentato e che ho sempre stimato. Siamo felici di essere riusciti a celebrare in questo modo, che penso degno, Andrea Calogero Camilleri. Sottolineo Calogero perché nacque il 6 settembre 1925 in un giorno di domenica, quindi oggi c'era questa peculiarità. Avremmo voluto celebrarlo insieme ai riti tanto amati da noi empedoclini della festività di San Calogero. Purtroppo la circostanza dell'epidemia ha costretto a ossequiare le leggi che impediscono ogni forma di celebrazione religiosa in senso di processioni, accompagnamenti con banda, suoni e la famosa tamburinata. Abbiamo cercato di farla fare, ma poi insomma ci sono molte restrizioni e capisco, molti si rivolgono a me chiedendo ma il sindaco, ma anche il sindaco deve rispettare le leggi, soprattutto a tutela delle persone, perché poi se io anche consentissi una cosa che non è prevista dalla legge, poi potrebbero essere denunciate le persone che effettuano queste cose, quindi abbiamo dovuto con grande dispiacere evitare su ordine della polizia questo tipo di celebrazioni, ma non mancheranno occasioni. Alla fine anzi invochiamo il nostro santo, che è diventato santo in un periodo proprio di pandemia, di epidemia, c'era una peste, che questo malanno si allontani da noi prima possibile per poterlo festeggiare appieno. Concludiamo i festeggiamenti per il compleanno di Andrea con i suoi più cari amici. 95 anni, continuiamo a festeggiare il compleanno di Andrea Camilleri. Per noi non se n'è mai andato ed è un'occasione per riflettere sui suoi libri, sull'impegno civile che ci ha lasciato anche attraverso i romanzi, come dire, leggeri, le storie del commissario Montalbano, ma non dimentichiamo che Camilleri è anche il re di Girgenti, è il birraio di Preston,
un grande attore come Sebastiano Lo Monaco darà vita questa sera a una performance straordinaria insieme con Pietro Grasso e Giuseppina Torregrossa. Giuseppina Torregrossa ha scritto una postfazione a un libro di Camilleri, è molto caustica, divertente anche lei, e così Pietro Grasso invece si lega a quell'impegno civile che parte dal capitano Bellodi e in qualche modo arriva al commissario Montalbano. È un piacere partecipare a questa ulteriore attività della Strada degli Scrittori che pone al centro uno dei protagonisti della strada, che è Andrea Camilleri, l'unico a entrare peraltro vivente all'interno del tragitto, ma per noi continua a essere vivente e lo è attraverso anche l'ultimo libro recentemente andato in stampa, in pubblicazione, Riccardino, e lo è soprattutto perché è stato un maestro dello sdoganamento, dico io, del dialetto siciliano, di cui non dobbiamo essere assolutamente dei difensori nella musealizzazione, ma dei difensori nell'uso. Lui ci ha insegnato che l'uso può avvenire anche a alto livello letterario, teatrale, e credo che questo sia la consegna più importante, oltre a tutto quello che sentiremo dire dagli altri protagonisti della serata, in particolare dall'onorevole Grasso, che ci parlerà anche della statura morale ovviamente di Andrea Camilleri, perché come tutti quanti i protagonisti letterari della Strada degli Scrittori è imprescindibile per loro il ruolo di servizio alla comunità e di guida anche morale e intellettuale di una nazione. Diventerà bellissima un sostegno al candidato sindaco di Agrigento Marco Zamputo e l'annuncio del primo assessore, ancora Arturo Cantella. Giornata intensa, bella e partecipata, a giudizio del deputato agrigentino Giusy Savarino, quella che si è svolta all'Hotel Dioscuri di Agrigento, alla convention regionale, che ha visto la partecipazione attiva dei rappresentanti del movimento da tutta la Sicilia. Diventerà bellissima, da lei fondato qualche anno fa insieme al presidente Musumeci. Oggi un'intensa giornata di politica vera, di confronto, di ascolto del territorio, dei suoi amministratori, degli imprenditori che sono esempi positivi di questo territorio, dell'associazionismo, del volontariato. Diventerà bellissima con il nostro presidente Musumeci, il nostro assessore Razza, i nostri deputati, tutto il gruppo parlamentare, la classe dirigente, i vertici del movimento, Gino Ioppolo e Giuseppe Catania, hanno trascorso qui ad Agrigento una giornata intensa, bella e assolutamente partecipata. Se immaginate che da stamattina alle 10 fino a stasera si sono registrate nell'arco della giornata oltre 900 persone. La gente vuole interessarsi alla politica, ma vuole che sia una politica vera, non quella fatta di proclami e di promesse inutili, ma quella fatta di impegni già mantenuti e di obiettivi concreti da raggiungere. Ecco quello che è successo oggi ad Agrigento, ecco quello che Diventerà Bellissima fa in tutti i territori. Un in bocca al lupo da parte mia ai candidati che abbiamo coinvolto per le prossime elezioni del 4 ottobre, che questo movimento si sta radicando e sta crescendo e sta dimostrando anche fuori dai confini della Sicilia che c'è un modo diverso di fare politica e di rappresentare le esigenze dei siciliani, ed è il modo del presidente Musumeci e del movimento Diventerà Bellissima. Si è anche discusso delle prossime elezioni amministrative che si terranno nella nostra città, presentato anche il candidato a sindaco Zamputo, oltre che al designato assessore al welfare della giunta Gianni Tuttolomondo, un disabile grave molto apprezzato dalla platea e dallo stesso presidente. Additandolo ad esempio di serietà, serenità e speranza, Musumeci si è anche espresso così sulle prossime elezioni agrigentine. Io non mi occupo di elezioni comunali perché il presidente della regione deve mantenere un profilo assolutamente basso in competizioni locali. Il mio movimento Diventerà Bellissima ha dato mandato ai segretari provinciali di lavorare per realizzare coalizioni di centrodestra dove questo è possibile, dove non è possibile ridurre al minimo il danno. Stiamo presentando nostri candidati sindaci, ma anche candidati in liste civiche. Io mi auguro che la competizione si svolga sul terreno del confronto per le cose da fare, non sugli apprezzamenti personali. E quindi spero che la buona politica prevalga sul cortile, sul cicaleccio, sullo scontro e sulle ingiurie personali. In provincia di Agrigento stiamo giocando una bella partita, a cominciare dal comune capoluogo,
auguro una serena campagna elettorale a tutti, vinca il buonsenso e soprattutto il giudizio degli elettori, che deve essere un giudizio autonomo e avulso da ogni spinta esterna. Anno scolastico, inizio con tante incognite. Lello Casessa. L'inizio dell'anno scolastico avverrà nel Paese in modo autonomo e diversificato per regione, città e probabilmente per scuola. In molte regioni italiane la campanella suonerà in giorni diversi e in orari diversi per consentire ingressi separati, scaglionati, e non si sa ancora se molti di questi continueranno a lavorare a distanza. Rispetto alla data di inizio per il 14 settembre, alcune regioni e città faranno tornare in classe gli studenti il 7 settembre, come ad esempio oggi a Bolzano, in Friuli il 16 settembre, la Sardegna rientrerà il 22, Puglia e Calabria il 24. Anche la Basilicata e l'Abruzzo torneranno in classe il 24, come probabilmente la Campania, pronta a rinviare il suono della campanella a quella data. In Sicilia l'inizio dell'anno è previsto il 14 settembre e molto probabilmente molte di queste il 24. Regna comunque un po' di incertezza e preoccupazione ad una settimana dall'avvio del nuovo anno scolastico segnato dall'emergenza Covid-19. 7 genitori siciliani su 10 non hanno ricevuto comunicazione ufficiale dalle scuole sulle modalità organizzative e sulle norme comportamentali per il prossimo anno scolastico, e solo più di un genitore su 5 sapeva già se la classe del proprio figlio sarebbe stata divisa in gruppi. Si tratta di una indagine condotta da Ipsos, la scuola che verrà, attese, incertezze e sogni all'avvio del nuovo anno scolastico, per conto di Save the Children. I genitori temono, si legge nel rapporto Ipsos, che i loro figli possono avere difficoltà di apprendimento. Pesa anche e soprattutto da parte dei genitori degli alunni siciliani la crisi economica e la difficoltà di non poter acquistare libri scolastici, non poter garantire la mensa ai propri figli e le attività extrascolastiche. La scuola è il luogo dove si combatte in prima linea la battaglia contro la povertà educativa. Servono scuole sicure, aperte tutto il giorno, accoglienti verso chi affronta maggiori difficoltà e in grado di far fronte alle crisi presenti e future. La riapertura della scuola è una sfida sulla quale occorre investire tutte le energie e le risorse, dice Raffaella Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children. Saranno queste indicazioni a fornire il tasso sulla dispersione scolastica e sulla povertà educativa, o il fallimento dell'intera politica di ripartenza del Paese. Domenica 4 ottobre il Giro d'Italia arriverà ad Agrigento e sarà il Genio Civile a sistemare le strade comunali e provinciali attraversate dai ciclisti, che arriveranno in piazza Vittorio Emanuele passando per la statale 115, la panoramica dei Templi e la via Crispi. Il sindaco di Cefalù parla della presenza nella città di tanti turisti. Cefalù è conosciuta nel mondo per le sue bellezze, per i suoi tesori, per il suo mare. Che estate è stata quella del 2020, anche se ancora c'è qualche giorno, ma possiamo già fare un bilancio di questa stagione estiva 2020 caratterizzata dal Covid? Sapevamo che poteva anche non esserci l'estate, che c'era veramente un anno da cancellare, è tutto un anno in perdita rispetto, diciamo, a tutte quelle che sono le statistiche, i confronti con gli anni precedenti. Un anno diverso, io sono sindaco da 8 anni, vi devo dire che quest'anno è un'estate veramente da cancellare rispetto anche alla qualità del turismo che c'è stato qui, molti bagnanti, molti vacanzieri, pochi turisti stranieri, per cui diciamo molti alberghi, diversi alberghi anche chiusi. Abbiamo avuto un mese di luglio raffrontando con l'anno scorso, gennaio-luglio 2019 con gennaio-luglio 2020 anche un meno 70%, chiuderemo la stagione in perdita. Evidentemente sappiamo che c'è stata e c'è una difficoltà in corso, oggi i dati ci dicono 73 positivi in Sicilia, 1700 in tutta Italia, per cui sappiamo che siamo sospesi, dobbiamo risolvere un problema, un grande problema mondiale del quale siamo tutti preoccupati, ma evidentemente ci vuole molta responsabilità e molta consapevolezza che dobbiamo convivere con questo
Covid-19 che chiaramente ha fatto tantissime vittime e che tiene tantissime persone in preoccupazione. La preoccupazione principale è quella del futuro e rispetto a quello che non si è potuto costruire in questo anno. Tantissime ditte sono in difficoltà, noi stiamo cercando di aiutare tutti quelli che possiamo, ma evidentemente c'è un problema da risolvere. Quali saranno le strategie per rilanciare il turismo a Cefalù? Ma guarda, Cefalù è una città internazionale rispetto al fatto che le strategie restano sempre quelle di un'accoglienza e quella di creare tutte le condizioni affinché tutti i servizi siano funzionanti. Noi l'abbiamo fatto in questi anni, siamo stati in crescita sino al 2019 anno dopo anno, per cui diciamo che da questo punto di vista le strategie si confermano quelle vincenti, quelle di dare più servizi possibili, una città pulita, accogliente e evidentemente cercare di avere una particolare attenzione a quella che sono la cura dei nostri beni, che sono veramente beni inestimabili, a partire da quelli che ci ha lasciato il buon Dio e quelli che abbiamo la responsabilità di mantenere in ordine. Turismo a Cefalù non solo nel periodo estivo ma tutto l'anno, questa sarà la priorità, forse una delle strade che seguirete? Noi stavamo lavorando per una desagionalizzazione, ci credevamo, ci ha aiutato tantissimo anche il Club Med che l'anno scorso è rimasto aperto fino al 6 gennaio, ci sono tutte le condizioni dal punto di vista del meteo per fare il turismo tutto l'anno, però in tutto questo l'incoraggiamento deve venire anche dalla Regione per cercare di fare una serie di accordi con le compagnie aeree, perché oggi abbiamo anche un collegamento con l'aeroporto di Falcone e Borsellino, ma ci devono essere gli aerei che desagionalizzano anche i voli charter nei periodi che vanno da novembre a febbraio. Ad Agrigento, al Collegio dei Filippini, presentato un interessante progetto. Vediamo di che si tratta con il direttore Arturo Cantella. Presentato stamani presso il Collegio dei Filippini il progetto Data Factor che intende trasformare Agrigento in un polo informatico di eccellenza nel settore della data science. L'evento è stato promosso da Expleo Italia e Top Network SPA e patrocinato dal Comune di Agrigento. Il centro di competenza Data Factor sarà dotato di almeno 100 figure professionali altamente qualificate. I lavoratori che si insiederanno nella città dei templi con le loro famiglie saranno supportati da adeguati programmi di orientamento forniti dal Comune e prevede un investimento in ricerca e sviluppo di circa 21 milioni di euro nei 3 anni di esecuzione, mentre ulteriori 13 milioni di euro potranno essere investiti in attività produttive nei 5 anni successivi all'avvio dell'attività. Allora, il progetto è un accordo per l'innovazione che è in parte finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Siciliana. L'investimento principale è fatto da 2 aziende, una multinazionale francese che è Expleo e una solida azienda di servizi informatica italiana che è Top Network. Prevede la creazione di un centro di competenza ad Agrigento con alcune estensioni anche molto probabilmente in altre città della Sicilia e un collegamento con il mondo, tra virgolette, dei servizi informatici italiano ma anche estero. Verranno create 90-100 risorse umane che sia neolaureati con indirizzo formativo specifico piuttosto che professionisti del mondo dell'informatica acquisiranno competenze nell'ambito della gestione ed elaborazione del dato in termini di data scientist, in termini di architetti dei dati, in termini di creazione di business analytics e business indicator utili alla presa delle decisioni sia delle imprese private che della pubblica amministrazione, parlando di sanità, vedendo il cittadino paziente al centro dell'attenzione con il collegamento di tutte queste informazioni. Sono delle competenze molto ricercate a livello mondiale e nel caso italiano abbiamo un'offerta perché una disponibilità di queste competenze rispetto alle richieste del mondo privato e pubblico che varia da 1 a 8 a 1 a 10, per cui abbiamo la necessità come sistema paese, partendo da Agrigento, di creare e rafforzare questo tipo di competenze per dare risposte a esigenze appunto sia dell'impresa privata sia del mondo pubblico.
Quanto dura il progetto? Il progetto dura 3 anni, ha il valore di 21 milioni, chiaramente quello che si realizzerà in questi 3 anni, che potranno essere già tra virgolette scaricati a terra, nel senso creare dei servizi che potranno essere utilizzati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni, è di andare chiaramente oltre. È un modello che tra l'altro potrà essere esteso anche ad altre regioni, ad altre città italiane. Per il momento concentriamoci qui che stiamo partendo, in quanto questo è un progetto che era partito prima dell'emergenza Covid-19. Abbiamo sia la programmazione europea 2021-2027 che vede svariate decine di miliardi di euro a disposizione di questi piani, in più i 750 milioni di cui circa 200 all'Italia non appena avremo realizzato queste riforme istituzionali che andremo a rappresentare all'Europa, ne vedrà ulteriori. Abbiamo visto nel corso dell'emergenza parlare di smart working. Purtroppo lo smart working serio e reale è soltanto una piccola parte, perché se non diamo strumenti di collaborazione ai dipendenti pubblici e privati non riusciamo a colmare questo tipo di gap. Ecco, per cui l'emergenza Covid-19 dà un ulteriore stimolo e risorse a buone idee e alla voglia imprenditoriale della pubblica amministrazione di dare risposte reali a quello di cui il nostro territorio ha bisogno, a partire da Agrigento. È un progetto del Ministero dello Sviluppo Economico avviato da questi due proponenti, è un'attività che è stata avviata dal Comune di Agrigento con queste partnership già oltre un anno fa. È un importantissimo investimento destinato ad incidere profondamente sulle sorti anche economiche della città, perché è un investimento che prevederà oltre 21 milioni di euro per la parte diretta, 13 milioni di euro sulla parte operativa e con un investimento anche sul piano delle risorse umane, perché verranno ad Agrigento e mi auguro che tra questi ci siano anche ragazzi che tornino ad Agrigento per animare questo centro di eccellenza che vede insieme tante partnership di università, non solo siciliane ma anche d'oltre Sicilia, quindi 100 persone con 100 famiglie al seguito. E l'idea qual è? L'idea di poter realizzare uno stanziamento di queste famiglie all'interno del nostro centro storico. L'operazione vede che cosa? Un'attività in un campo che è assolutamente innovativo, che è il campo della data science, cioè dell'immagazzinamento, trattamento dei dati a servizio non autoreferenziale ma al servizio del sistema in generale, cioè al servizio del sistema delle pubbliche amministrazioni, al servizio dell'economia in generale e quindi delle aziende private. Una nuova frontiera con i debiti paragoni e anche le debite misure, un po' la Silicon Valley che si realizzò nel catanese, adesso questa iniziativa nell'Agrigentino, ad Agrigento, e che verrà seguita e farà seguito anche ad altre iniziative che saranno svolte in Sicilia. Arriveranno altri autovelox nelle strade? Dipende dal decreto semplificazioni che la Camera dovrà votare confermando il testo approvato venerdì scorso dal Senato. Siamo di fronte ad una mini riforma del codice della strada che riguarda proprio gli autovelox fissi che potrebbero essere collocati sulle strade urbane dove adesso sono vietati. Per quanto riguarda Agrigento, ricordiamo la richiesta di diversi cittadini che reclamano l'installazione proprio di un autovelox in via Luca Crescente, poco prima del viale Emporium, per scoraggiare la folle corsa di tanti incoscienti. E adesso pausa per la pubblicità, a tra poco. Tour in Vespa di uno chef, vediamo di che si tratta. E siamo in questa bellissima cornice, siamo a Cefalù e incontriamo lo chef Giuseppe Sciurca, chef noto perché da tanti anni è impegnato nel settore della ristorazione, ma uno chef che sta portando avanti un nuovo progetto, lo vediamo qui, Chef in Vespa. Ecco Giuseppe, cosa significa?
Allora, innanzitutto ciao a tutti, buongiorno, per chi non mi conosce sono Giuseppe Sciurca, faccio lo chef di professione e oltre a questo sono un operatore del turismo esperienziale, per cui quest'anno quindi promuovo la cucina tipica siciliana nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Quest'anno purtroppo siamo tornati prima dall'America, abbiamo interrotto il nostro tour a metà. Cause Covid, come capirete, e quindi durante la fase del lockdown abbiamo un po' pensato a che cosa fare, che cosa potesse dare, diciamo così, uno slancio e nello stesso tempo tenere alti i riflettori sul territorio, e abbiamo pensato essendo io un vespista, abbiamo pensato di fare un tour da poter, ovviamente promulgativo, che possa promuovere il territorio, e quindi ci siamo inventati questo, un tour in Vespa. Che cos'è il tour in Vespa? Io e la mia assistente, nonché compagna Valeria, lungo lo snodo della statale 120 percorreremo una distanza che va appunto da Imera a Fiume Freddo, e durante questo tragitto ci fermeremo in varie tappe, quindi con i comuni che aderiranno, i borghi che aderiranno al progetto. Già vi anticipo che una buona percentuale dei borghi contattati ha già aderito, quindi non vi anticipo i nomi, ma abbiamo già qualcosa in cantiere, e quindi di volta in volta ci fermeremo in delle tappe mirate, dove saremo accolti appunto dai rappresentanti della comunità, e lì assieme, oltre, diciamo così, a presentare un po' il borgo, il paese, il castello, perché abbiamo anche dei castelli che parteciperanno, andiamo a presentare il territorio e andiamo a fare delle ricette tipiche assieme magari a degli anziani del posto che ci insegneranno un pochettino i trucchi dei vecchi piatti che si facevano una volta. Quindi Giuseppe, è una ottima occasione, un modo originale per promuovere il territorio siciliano, in questo caso il territorio dei parchi siciliani, e poi i prodotti del territorio, l'enogastronomia locale. Sì, esattamente. Il progetto appunto è mirato appunto su questo. Andremo appunto proprio a promuovere il territorio e l'enogastronomia con le tipicità appunto del posto. Il tour è chiamato Tour dei 4 parchi e dei borghi più belli, quindi interni della Sicilia, perché affronteremo durante appunto la statale 120, andremo a percorrere un tragitto appunto che va l'ente parco delle Madonie in primis, del quale sono onorato di essere ancora il portavoce ufficiale negli Stati Uniti. A seguire avremo il parco dei Nebrodi, il parco fluviale dell'Alcantara, e chiuderemo col parco dell'Etna. Quindi affronteremo 4 parchi e i borghi che ci sono al centro. Tutto questo in Vespa, e qui vediamo anche delle cassette in legno che servono per trasportare alcuni dei prodotti che saranno utilizzati. Sì, sicuramente queste cassette qui tra l'altro le ha ideate Giuseppe durante il periodo di lockdown, perché noi siamo ritornati prima dall'America appunto, e quindi in quel periodo che eravamo per forza di cose chiusi in casa ha ideato tutto questo. Tu avrai il compito anche di assaggiare. Sì, io sono, oltre ad essere la sua compagna e la sua assistente, sono l'assaggiatrice ufficiale. Vediamo che hai anche un grembiule a tema, perché l'obiettivo è quello di portare avanti i colori, le tradizioni della Sicilia. Guarda, anche una particolarità, una cosa che non avete visto, ma ecco. Le coffe, le cosiddette coffe. Queste sono appunto le coffe, no? le borse intrecciate proprio a mano, fatte a mano da un artigiano, e quindi useremo queste anche per fare la spesa, per esempio. Quindi andiamo a promuovere il territorio in tutti i sensi, perché all'interno appunto del percorso ci saranno poi dei momenti dedicati all'artigianato, quindi ci saranno degli intrecciatori, c'è un signore che fa delle sculture in legno per esempio, quindi abbiamo abbastanza carne a fuoco, insomma, questo. Ci sono sfide che mettono a dura prova il fisico e la mente di chi è chiamato ad affrontarle, ma quando a spingerci verso la meta è la voglia di verità, allora il traguardo non è mai troppo lontano. Lo sanno bene Gioacchino Migliore, Gabriele Pizzo, Giacomo Palazzolo e Toti Bonmarito, i 4 atleti di Cinisi e Terrasini che all'alba di ieri hanno percorso in su per il golfo di Castellammare ben 17 miglia marine, dalla Praiola di Terrasini fino al faro di San Vito Lo Capo, per chiedere verità e giustizia per la nuova Iside, oltre che per convincere le autorità a portare in superficie il peschereccio affondato il 12 maggio scorso in circostanze misteriose.
con abilità ed audacia. 4 atleti in piedi su una tavola simile a quella del surf, utilizzando una pagaia apposita per lo spostamento, sono partiti alle 5 di mattina, affiancati dalla Guardia Costiera, per giungere dopo circa 7 ore a San Vito Lo Capo. Alle 8:43 giunti più o meno nel tratto di mare dove è stato registrato l'ultimo contatto radar della Nuova Iside, è stata lanciata in mare una corona di fiori in memoria di Matteo Giuseppe Vito. L'iniziativa è stata organizzata dalle associazioni SUP Around Sicily, Magaggiari Subsurfing, ASD Aquila e patrocinata dall'amministrazione comunale di Terrasini. Continueremo a stare accanto ai familiari con altre iniziative, sottolinea il primo cittadino terrasinese Giosuè Magnaci, affinché rimangano accese le luci dei riflettori sulla vicenda e insieme arriveremo alla verità e giustizia per la Nuova Iside. Allerta meteo con una fitta pioggia in mattinata, in particolare sulla zona di San Leone. Per fortuna, e speriamo che duri, non ci sono stati i temuti temporali, almeno finora, così come annunciato, e speriamo che la situazione resti accettabile anche nelle prossime ore. Siamo giunti alla pagina sportiva con il calcio. Akragas Casteltermini, una bella gara, purtroppo però a porte chiuse. Carmelo Lentini. È stata una gara molto tirata tra due squadre in pieno rodaggio che si sono date battaglia sino all'ultimo minuto. La giovane compagine di Pino La Bianca non ha affatto sfigurato dinanzi ad un avversario molto più esperto e che in un'occasione ha anche trovato la rete con Presti, ma annullata per fuorigioco. Più cinico l'Akragas che la prima occasione, all'11° su punizione, ha trovato la via del gol partita con un tiro tagliato dall'ottimo Licata, il quale ha sorpreso il portiere ospite Calogero Priolo. Il primo tempo ha visto la compagine biancazzurra molto più intraprendente, con il Casteltermine un po' più sornione, ma sempre in agguato, pronto a colpire. I ragazzi di La Bianca riescono a bloccare le fasce dei padroni di casa, per cui a Gambino arrivano solo dei crossi, talvolta fuori misura, che non vengono sfruttati al meglio. L'esperto attaccante Cragantino in più circostanze è costretto a cercare il pallone e questo l'ha penalizzato non poco. Ad inizio ripresa verrà sostituito dall'ultimo arrivato attaccante argentino Villa, anche lui in grosse difficoltà nel ricevere palloni giocabili. Nel secondo tempo l'Akragas perde un po' di smalto, ne approfitta il Casteltermini che diviene più manovriero e si rende pericoloso con l'attaccante Hassan, sotto porta manca il pari, e con Marius che non riesce a superare il portiere compagno in uscita. Fiocca qualche cartellino giallo, ma per eccesso nelle entrate, sempre nella norma. In difesa l'Akragas si tiene bene con la collaudata coppia Cipolla-Ferrante, mentre va rivisto il lavoro sulle fasce dove si è visto un po' di movimento ma poca sostanza. Siamo ad inizio stagione, l'Akragas deve limare meglio le proprie geometrie di gioco, ma c'è tempo per poter superare questo deficit. A parte tutto è stata una gara piacevole, giocata a viso aperto da entrambe le contendenti, specie il Casteltermini che ha saputo affrontare il blasonato avversario senza troppi timori reverenziali. Il passaggio del turno a questo punto rimane apertissimo e si deciderà in occasione della gara di ritorno del Lombardo di Casteltermini in programma domenica prossima 13 settembre. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.